che ogni tanto approda ad Insieme. Signor Litterio, lei che gusti musicali ha? Che cosa ascolta? Io sul classico, sì? un poco così, andiamo, melodico tradizionale. Sì, si mette la scuzzita che le viene meglio, sì. Sì, perché la scuzzita c'è l'applauso, lo illumina mentalmente. Sì, ma venga un attimo, perché poi dopo c'ho questo momento con Rocco al quale tengo molto. Quali sono i suoi cantanti preferiti? Sono cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana, cioè? Nunzio Gallo, Mario Trevi, cantanti giovani, Luciano Paioli, emergenti, straordinari, per carità. ma anche moderni, sì? Anche quelli più moderni, Nicola De Bari, sì. A quelli, diciamo, modernissimi non ci arriva ancora. Ma perché ce n'è? Sì, applauso, questo è sottile, vabbè. Rispettiamo i gusti di tutti, ovviamente. Allora, senta, che mi deve dire? Perché mi ha detto che aveva una cosa che voleva raccontarci. Io ho detto che lei sarà a Roma, anzi che Enrico Guarneri sarà a Roma da domani, invece il signor Litterio a Roma c'è stato. Io ogni volta che parlo di Roma, signora sì. Rosa, mi arrezzano i carni. Perché? Perché ho avuto delle esperienze di trauma preciso, di quelle cose che uno nella vita non si vive una volta e non si scorda più. Quindi sono quelle esperienze, si dice, traumatiche. Sì, no, ma proprio drammatiche, forti. Drammatiche, sì, traumatiche, drammatiche. Voi dovete sapere che io nel lontano 1999, 99 sì. Nel millennio scorso. Nel millennio scorso, sì. Che io vinne qua in televisione Insieme, fu il primo anno che vinne Insieme, sì. No? E ci ho un grande successo. Va bene, sì, è vero, ha avuto un grande successo, subito. Subito. E allora che mi arrivava una lettera a casa mia, che io non ci credevo, passo che era scherzo. Sì. E invece era una lettera che mi diceva che se io andavo a Roma, che mi facevano un provino, che se mi andava bene mi mettevano a lavorare in del Cimena. Sì. A mia. Scusi, non ho capito. Mi mettevano a lavorare nel Cimena a mia. A vendere gazzose? A vendere gazzose. A fare l'attore, non avevo capito, pensavo che... A vendere gazzose. Al cinema. A fare l'attore. Proprio per fare l'attore, pensavo per vendere le gazzose. E allora io non mi conto che cosa è successo. Lasciamo stare. Mi diceva lì, c'ero in questo grandissimo albergo. Albergo bellissimo di Roma, Caruso, che appena trasisi, la Rosa, ma la lussuria che c'era, ma cose che io a Catania, ma la raffineria, che sia a Magela oppure a Priolo o a Milano, un pavimento tutto di granita, cose che io pensavo che non si potevano fare, basta, non mi conto che mi è successo. La cosa fu quando poi mi telefonò il grande maestro che mi mandò questa lettera, il grande maestro, è un grande maestro del cinema italiano, un grande regista. Ah sì? Chi era? Tanto Grass. Tanto Grass? Tanto Grass, questo regista. Tinto Brass. Sì, è Tinto, non so perché manco ci parla io. Ma che c'entra? No, Tinto nel senso... Non posso dire una cosa nel senso negativo del termine. Scusi, lei come si chiama di nome di battesimo? Litterio. Io di nome di battesimo come mi chiamo? Salvuccio. Salvuccio. Il signor Barbaro di nome di battesimo come si chiama? Rocco. E lei, il signor Brass si chiama Tinto? Di nome? Sì. Ci mi sono sto nome? Sì. Io consumavo. Ma perché? Ma io sono dei piccirino, io avevo anche i compagni. Sua madre, Tinto, ritirati! Così si chiama. Non si fanno queste cose. Il nome è un marchio che poi la chiamata Tinto Brass e che le ha detto? Mi ha detto, uè Litterio, che mi chiamava a sera, verso l'8 di sera. Sì. Vedo che sei già arrivato, bravo, vai a letto subito, con su carro andavo, sempre con su carro. Sì, ma con il telefono, mi dicevo un fumo do telefono, non si capiva che era cosa. Siamo sciocchezze. Vai subito a letto, mi disse che domani ci dobbiamo vedere sul set. Sul set? Dice, scusi maestro, io non che viaggio. La notte precedente non ho dormito, non che sono abbiato per non è troppo presto sul set, non possiamo fare sul lotto. Io ci fece una risata e mi disse facciamo come vuoi tu, ci vediamo sul lotto, ciao Litte. E io ci disse ciao Dotto, e ci dice la poesia. Guardi, proprio mi dispiace per Tinto Brass, vabbè lasciamo stare, d'accordo. Però lei si è andato a coricare. Ubbidiente a quanto mi aveva detto, alle 9 meno 5 precisi, io me ne chianai e mi accorcai. Bravo. Se qualcuno di voi è stato a Roma e sicuramente qualcuno c'è stato sa che cosa? Che Roma è molto più a nord. Certo, come no? Di Catania, di Palermo, della Sicilia, di Reggio Calabria. Vero. Quindi a Roma quasi sempre a sera c'è più freddo di qua. È vero. Io che cosa ne sapevo? Ma avevo portato un pigiametto di flanella, che do leggero, girocollo,
chi che avevamo tutti, Sì. chi con cavallo l'arrivo a casotto. Signora Rosa, e 9:05 era pronto per corcare. Io tempo quando mi chiede a corcare non ne perdo. Bravo. La gente salavano i denti. Scusi, no la gente, tutti Ma si lavano i denti e si perdere sciacquano un sto attimo. tempo. Lei non lo fa questo qua. Vabbè, lasciamo stare. Nel letto trovai il copriletto di cotone, non leggero, Leggero. e un lenzuolo pelle d'uovo. Sì. Signora Rosa, mi cuccai alle 9:15. Cominciava a tremare da freddo. Certo. Oddio, mi curcai e mi misi un cuscino sopra la panza. Sì. La panza mi codiava e agghiacciava da qua e da qua. Allora mi mettevo di lato e il cuscino mi mettevo a qua. Sì. Ero caldo qua, freddo qua, ma soprattutto tragedia, freddo davanti. Bene. Non sapevo come mi dovevo mettere. Va bene, però è giusto accaldarsi, insomma, quando c'è troppo freddo non si dorme. Quando ho visto così disse, ma mia qua questa notte mi viene la bronchite. Io domani, che farò provina, in città, che c'è conto che ha bronchite. Acchiappo il telefono e chiamai da sotto, andavo a portineria. Sì. Mi risponde uno, dice, pronto? Sì. Dice, pronto? Dice, buonasera. Sono Letterio Scalisi, chi do da suite, chi do al quarto piano, chi do che ha scorzita andata a testa, si ricorda di me? Chi mi fa, signore, come ci si può dimenticare di lei? Certo. Non capisco che vuoi dire. Vabbè, liscio. Liscio, Sì. liscio. Che ci si senta per cortesia con la mia educazione, signora Rosa, perché lei sa perché l'educazione l'aveva. Questo è vero, lei è una persona garbata, educata per bene. Con la mia educazione ci si senta per cortesia. Che fa? Me la manda una coperta. Già passa, Un attimo mi gira se per la missa. Sì. Senta Perché come c'è reagiscono, senta. Bugniva sta se ci sono stasera qua, Persone, gente che ha viaggiato. persone che hanno viaggiato, sì, lo sapete cos'è la coperta. Vabbè, comunque, vabbè. Allora... Come ci disse mi manda una coperta, passi che ci sparai. Sì. Non parlò più. No. Ci ho dovuto dire, pronto, è ancora lì? Eh? Io sto a fare, signore, ma lei è sicuro che vuole una coperta? Che andava a mettersi, ma che c'è domani è una cottonata? Cioè si senta, guardi che io sono un tipo che se non mi accaldo bello, diciamo. io non dormo. Sì, non si può me dormire la quando manda c'è sta freddo. coperta Giusto. o non me la manda? Bravo. Mi dice, non faccia questi sgridi. Io gliela mando, vuol dire che poi gliela metto nel conto. Ma cosa ci so perché me la portare a casa? Io subisco da risata, so benissimo che non se la devo portare a casa. Basta, chiudevo il telefono, sta telefonata mi passa strana. Sì. Mi corcai, aspettavo la coperta, mi credete? Mi ha visto riducere come io, se dico una menzogna. Lasciamo perdere. Ve lo giuro. Andiamo avanti. Non commento. Passarono 5 minuti, 5 minuti, che ci voleva portare la coperta. 5 minuti e coperta non arrivava. 5 minuti. Passarono 10 minuti. 10 minuti. Coperta non arrivava. Niente. Passava un quarto d'ora, coperta non arrivava. Niente. 20 minuti, coperta non... Mezz'ora, coperta non... 35 minuti. Disse, ma chi stanno ammazzando la pecora ora per pigliare la lana e farla sta coperta? Però il pensiero suo era giusto. Di dove Perché stanno tutto portando? questo tempo? Bravo. E allora? Dopo 35 minuti, finalmente Piggen disse bussare. Toppoliare da porta. Però non fu una toppoliata normale del tipo toc, 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 no. Fu una toppoliata tipo... Quindi no toc toc toc, ma... E a questo strascio. Io dissi, ma qui è uno che sta morendo a ruolo, anda alla porta e sta svenendo. E mi alzo in tutta la mia altezza. Modestamente, diciamo le cose come stanno. Non ci vuole assai. Si è alzato tutto? Non ci è voluto tanto. No, purtroppo neanche per me. Mi metto i ciabatte, corro da porta. Sì. Sarà coperta. Quai. Perché pensate, dico, magari ci sarà l'ascensore sfasciato, creature, chi sto, due cantanato, con una coperta, 4 piani, a piedi. Sì. La porta. Chi era? Chi era? Non so articolo per lei. Intanto mi dica cos'era e poi vediamo se, Una femmina. se sono articoli per me. Femmina? Una femmina. Una donna, Una femmina. 2 metri. Du signor La Rosa, uno sopra l'altro. Per questo non è roba per 2 me. metri. Ho capito, 2 metri.
Niura. Di colore, va bene. Niura. Di colore. Di che si do sud da Nigeria. Va bene. Le donne di colore hanno le labbra carnose, più carnose. Non è che avevo un musso, aveva un canotto messo qua. Va bene. Ma che la valvola, perché avevo un pissico fatto qua. Aveva il piercing, sì, il piercing, va bene. Signora Rosa, come aprì la porta mi tagliavo con uno sguardo, così, come se mi voleva dire gioia. Gioia. Non ti piglio. Ma se ti piglio ti stropio, da così. Lei lo può capire il mio momento? Sì, io lo capisco, perché trovarsi una donna così alta, imponente e che ha questo sguardo può far paura. Paura, sì, sì. Poi invece parlò. Sì, parlò. Mi guardò e mi disse scusa. Sei tu, tu mi fece la doccia. Mi disse scusi, sei tu che hai chiesto una coperta? Io la tagliavo. Sì, ma non un copertone, un copertone. Una donna imponente, ho detto, alta. Niura. Sì. Appena non l'avessi mai fatto, appena ci dissi sì, mi pigliavo da specchiera, ma così di fronte uno all'altro, no? Mi pigliavo da qua così e mi spostavo come per dire levate il rapparetto. Ed entrò nella stanza, Carusi. Non ci crederete, in più una stanza, 2 metri, Niura, era vestita con un vestito. Che c'è? No, vedevo se c'è qualcuno vestito come io. Ma sta cercando una donna vestita come lei qui, in mezzo a persone per bene, non è facile. Perché era per male quella. Ma queste sono donne era per male. Insomma. Era vestita con un vestito che sembrava tutto di metallo, fatta di catenine d'oro. Sapete, tante catenine di oro, una presa nautro, pesante. Di qua era tutto chiuso, incollato, con un collettino alto così, che poi diventava stretto, era un fiocco e una scollatura di dietro che ci arrivava. Dove? Ci piacesse qua. Un po' più su. Ci arrivava qua. Però profonda. Tutta ma carina, Niura! Certo, che era bianca da di dietro e ben nera davanti, scusi. Signora Rosa, Ida guardò la stanza, io ero imbeccato un do muro qua di faccia, così, con la porta aperta. Lei era basito. Lei era basito. 1,69 m. Per quello che Signora Rosa, e in quel momento fece una cosa che io consiglio a tutte le donne presenti di farle. Donne, ascoltatemi, fatele. Certe cose in camera da letto, coi mariti, coi fidanzati, con gli amanti, con volete, ma fatele! Puttana da miseria! No! Va bene dirlo, fatele, basta! Non è che deve sottolineare, però. Perché fatele? Fatele. Perché un marito, un fidanzato, un compagno dopo tanti anni che vi ama, che vi desidera, che vi vuole bene, ma dopo tanti anni che è sempre trippile a un porco, No! Dopo tanti anni c'è la routine, deve dire la routine. La routine dalla testa parte. Oh, la routine. Fatelo, quello che stasera quando tornate a casa facite, chi ancora vi dico ne vedremo domani a un'altra volta, mi informo sopra questo. Vabbè, fatelo, signore, fatelo. Ascoltate, prego. Che cosa fece? Cosa fece? Signora Rosa, la porta era aperta, così, già lei era un passo dentro la stanza. La porta la poteva chiudere con sta mano, così, la poteva chiudere con l'altra mano così, poteva chiudere col gomito. No. Isa una yamma, si ci rapivo tutto spacco. Isa la yamma Niura macare. Tutta nera era. Isa la yamma pigliava la porta. Io, come la porta fece a pressione 380 più IVA, non capivo niente. 380 più... un peccato già. Stasera quando tornate a casa, ascoltate. Ce ne siete qua marito e moglie? Certo che ce ne sono. Sicuramente? Sì. A stasera quando tornate a casa, signore, la porta chiudetela. Dice, se spacca la porta, furtetevi, la porta si abbessa. Ma passerete una notte da incanto. Fatelo! Come entrate in camera da letto,
Però? Però a io facete lo trasero, non è che lo lasciate andare al corridoio. No, perché se non giudice che è capace che se lui resta nel corridoio finisce la strada. Fatelo entrare. Allora. Sì. Allora? Allora come chiudevo la porta, questa donna meravigliosa mi lanciò uno sguardo così e mi passavo davanti. Io ero impiccato nel muro, mi passò davanti così e se ne andò dritta nel letto. Si fermavo vicino, questo era il letto, qua c'erano i cuscini, questi erano i piedi, io si fermavo vicino ai cuscini, vicino al comodino, senza toccarlo il letto. Signora Rosa, si girava nella penombra della stanza, io avevo sulla boccia rumata di giabbanna, nella penombra della stanza mi tagliava, mi fece un sorriso, ci viste sui denti, non mi stiamo. Arrivato a quel punto feci una cosa che non mi scordo per tutta la vita, un movimento, uno, con i piedi, ma senza che si concentrava, mentre tagliava mi fece un sorriso e poi fece un coppo, invece troppo veloce. Sì. Sta scarpa sa scarcagnavo con l'altra scarpa. Come fece così, poi fece un colpo così e la scarpa andava all'aria. Spaccava la bacio, se ne portava. Ma che abbiamo rimasti al buio ma completo. Che importa, sì! Al buio! E poi? L'altra scarpa! L'altra scarpa, sentite! A lei. Sanno donato. Non capivo più niente. Arrivato a questo punto alzò un braccio e fece un movimento. Uno solo. Tirava un laccettino che aveva qua dietro. Zoom, nuda! E subito si mise sotto le lenzuola. Un movimento, che io conosco femmine che per spugliarsi ci stanno un'ora. E quando finiscono di spogliarsi, dopo un'ora, sono morti da stanchezza. E è morto chi che stava aspettando un letto, una strage. Vero. Non interrogo le donne in salotto, però, Desiree, tu quanto tempo impieghi per spogliarti prima di andare a letto? Pochissimo. Poco. Tu sei molto serena? Poco. Abbiamo dato le due donne ideali. Allora. Rocco, tu conosci donne che ci stanno un'ora per spogliarsi? Succede? Rocchi spoglia io. Allora, la signora si è spogliata, si è messa subito sotto il letto, lei come se corcavo, signora Rosa, io a tagliare dall'occhio, passai dai piedi del letto, ma non che mentre al buio camminavo io e tagliavo uno e mettevo i piedi, no, camminavo e tagliavo fisso a Ida negli occhi, come per dire c'è gioia. A stanotte ti sminettio. A stanotte ti sdesosso. A stanotte che finisce a pronto soccorso. Giusto. Arrivo dal mio lato e per darci una lezione, ce lo passo che io mi ho impressionato, un movimento fece che i piedi, uno. Che? Sono già 3, Dopo 25 corpi, ad appena di pezza pareva saldata in dei piedi. L'emozione. Ma per calare me la pallavare che mano. Però per ricopigliarmi tutto sportivo, a lanciai, dappavo un muro brulazzo che si stava. Dalla vergogna l'altra me la vai a itai sul letto, dice magari che si pare che hai un piede solo. Non esageri, bravo, senza esagerare, bravo. A un punto isai una mano e feci un movimento anche per lei. spogliarmi. Uno. Mi pigliai un pigiama di qua. Movimento secco. Che non mi aveva impiccato la vita. Avevo un pigiamino girocollo. Che vergogna. Mi ero impiccato, signora. Che mi ero impiccato. Che vergogna. Tanto ero sudato che ma un tutto d'umano, ma la fa scicare in godo, non se la lava. Va bene. Dalla vergogna però pigliai da mano e congelai. Io me la lascio di caio buono. Gli ambeccavo un muro, passa una zazzamita. Si muovivo di 1 millimetro. Ero rimasto di sotto con le mutande di Rambo. Scusi, di Rambo? No, proprio di Rambo, di Rambino, di sua figlia, E mi calo quelle mutande che... e mi mise a letto. Come mi mise a letto, sai, queste donne, tu non ci dai troppa importanza. Bravo. Che tu fai vedere la parterio, Sostenuto. Un po' così. Sostenuto. Guardavo il soffitto. E la sentivo respirare vicino a me. Respirava.
Come respirava questa donna? Mi pareva andare a giungla. Ma certo, così. Madonna. Dopo piano piano mi giro per tagliarla così, come mai vista a 10 centimetri. Sì? Ogni purtusuto un naso tanto! Le donne di colore hanno Madonna mia. le narici grosse, giusto? Io soffro di voragini, disse, ma se c'è casco che entra io non ne finisco. Giusto. Mi sono anche preoccupato. Sì. Però piano piano ho sciolto il ghiaccio e ci disse una frase. Ai. Ma di un minisci? Non lo so. Quando l'uomo in certi momenti diventa poeta. Sì. A tagliare in dall'occhio ci disse, se volete scrivere gli uomini questa frase, io Uomini, per voi. adesso ci rivolgiamo a voi, scrivetevela, può servire, Ci disse gioia. Gioia. Bella. Affezionata, sincera del mio cuore. Applauso quando la poetica vince su tutto. Gioia. Bella, affezionata, sincera del mio cuore. Vai. Come ti chiami? Questa metallia mi fa 200 euro. Che nome romantico, ce ne io. E di cognome in contanti. Signora Rosa, arrivata a sto punto lei mi capisce? Certo. Allunga una mano, ci passai in dei capiti belli, duri, fissi, belli, non come dire di mia moglie. Come sono? Inzovati. O paese diciamo capiti pisciati. Sì, anche qua lo diciamo, ma non lo dica, va bene. Questi capelli belli. Belli, duri. Sì. Poi ci dei capiti scendendo codo, ci passai ma non do codi, ma non dei spalle. Com'erano? Ma quale collo, quale spalle? Seta. Dopo, poi ci passai mano cando petto. Ma quale petto, signora Rosa? Velluto. Ci passai in mano sotto la coperta dei fianchi. Sì. Ma quale fianchi? Aveva più curvide che la strada che chiamata Ormina, più curve. Ci passai in mano da pancia marmo. Pancia di marmo. Da pancia. Che aveva? Da pancia trovai l'ombelico. Scusi, l'ombelico ce lo hanno tutte le donne e tutti gli uomini. Mia moglie non ce l'ha. Non può essere. Non ce l'ha, mia moglie sua non ce l'ha. L'ombelico ce l'ha. Guardi, è una cosa naturale, perché l'ombelico è il punto di arrivo del cordone ombelicale che collega la mamma col nascituro, col bambino, con la bambina. Vuol dire che nascevo senza cordone. Non può essere, ce l'ha. Guarderò meglio tra le 7 panze caiave, guarderò meglio. Vada avanti. Guarderò meglio. Va bene. Allora è arrivato all'ombelico e poi... Come arrivai all'ombelico, in quel momento mi passa la grotta azzurra. Avesse voluto avere una perla per metterla lì. Gli uomini presenti mi capiranno. A mente in fili capito. Come arrivai all'ombelico, mi disse fra me e sé, Letterio, addio alla sorte. Muore Sansone e tutti i figli gay. Senta, per favore, scusi, fermo, se lei vuole fare le citazioni le faccia, ma le faccia giuste. Non so come fossero i figli di Sansone, non mi interessa, ognuno è libero di fare quello che vuole. Muoia Sansone con tutti i filistei. Così si dice, filistei. I filistei era un popolo antico, Don Massimiliano può confermare. Filistei, punto. Muore Sansone e tutti i filistei? E tutti i filistei. Dall'ombelico, carosse, ma Dio con tutto cieco. Che? Che devo fare? Che faccio? Mi preoccupo, me ne vado, che è successo? Madonna tocca! Ma che sta succedendo? Non lo so. Ma che mi stai toccando? Io stesso non me ne stai accorgendo. Io questo pensai. Tutte cose a lei. Io adesso, ma che vi caccio un gai di menzolato? Mi piglia un X. Sì. E non me ne hai accorgiuto. Sì. Che cosa, visto che sta mano funzionava, perciò disse, ora questa mano voglio per toccarmi, sicuro che trovo l'altra mano, mi faccio portare all'ospedale di Ita. Certo. Metta la mano, la trovai l'altra mano. Restai, ma ci si chiude. Sì, mi sposto, per pudore mi sposto, sì. Restai così, signora Rosa, corrispondeva tutto, anche nei dettagli. Allora a questo punto disse, disse, ma non può essere. Disse, tra di me, disse, ma non, qui c'è qualcuno che sta barando. E che c'è su 2 asi bastoni da taulino?
per favore. Un italiano nella faccia non sapeva che si a dire bedo, beda, non sapeva che. Un italiano si gioia. Gioia va bene, è neutro, va bene per tutti. Si gioia, ma come schifioso come nato? Ma che sei mascolo o femmina? Questo mi guarda e mi fa, stupido, Sparte, ma che non l'hai capito che sono un trans? E ci disse, bestia. Beh, giusto. Ma che non l'hai capito che non sono un trans? Un figliaio stai fuori. Vabbè, insomma, ha reagito così. E allora? Mi dice 7 docce, 7 docce mi dice. Mi mise a modo, andava a sto razzo, lo tenia a modo, menzura. Che avevo sapore, niente. Quella notte stessa io me ne scappai di Roma, dissi tra me e sé, Roma non è città per mia. Resti con noi in Sicilia, il signor Litterio Scalisi.